Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente all'interno della modalità campagna con il nostro Max che sta vivendo appunto un nuovo ricordo dentro la sua fantastica mente, ovvero ci ritroviamo a New York in questo fantastico clima natalizio, in questo cimitero dove ovviamente ritroviamo la lapide della moglie del nostro caro Max, ovvero la fantastica moglie, ovvero Payne. Vediamo un po' se possiamo fare fuori questi stronzetti che ritroviamo davanti. Eravamo rimasti praticamente nel momento in cui dovevamo fare fuori gli scagnozzi di questo gruppo che a quanto pare ci sta cercando per una taglia che è stata messa sulla nostra testa. Come potete ben vedere il nostro Max si ritrova un po' in difficoltà perché dobbiamo attaccare all'improvviso. Adesso stiamo sparando un po' alla cieca ed ecco qua che i proiettili dopo una cortina di fumo riescono a raggiungere il malcapitato. Allora vediamo un po' ragazzi, questa atmosfera però come ho detto nel video precedente mi piace davvero tanto, cioè questo ritorno al passato annusando il vecchio stile poliziesco di Max, ovviamente con questo fantastico spolverino americano. Vediamo un po' se possiamo utilizzare questo fucile a pompa al meglio. Benissimo, benissimo. Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. In pratica questo Passos è una sorta di cane guida per noi, cerchiamo di imitare tutte le sue mosse e ovviamente utilizzare del suo aiuto per far fuori questo branco di nemici con una fantastica tattica alla Shogun. Allora diamo un'occhiata al nostro equipaggiamento, abbiamo due belle pistoline ragazzi e questo fantastico fucile a pompa con ben, vediamo facciamo un po' di conti, 41 colpi. Bene, un altro stronzetto, bene, senza leggere e fare nulla, cerchiamo di ucciderlo immediatamente perché è pericolosissimo. Meno male che questi proiettili sono in grado di ferire gli avversari che si ritrovano anche molto lontani. Qui siamo stati abbastanza stupidi perché non ho guardato prima di entrare. Ragazzi, una notizia molto importante, sono riuscito a scoprire, anzi più che a scoprire sono riuscito a leggere una importante notizia direttamente dal nuovo dall'emisfero opposto, ovvero ho notato che è in lavorazione Tropico 5. Mamma mia, una notizia che mi ha aperto il cuore, mamma mia. Ho giocato, come avete ben potuto vedere, quasi tutti, anzi tutti i capitoli della serie Tropico, e leggere appunto la notizia che il nuovo Tropico è in lavorazione, e ho appena letto che stanno rielaborando tutto il sistema di gioco, quindi stanno ricostruendo il tutto dalle fondamenta addirittura, quindi ci sarà addirittura un nuovo gameplay, una nuova modalità di gioco. Staremo a vedere, comunque ancora non si sa proprio nulla, è in fase di elaborazione, quindi è molto prematura la cosa, però già sapere che uscirà qualche cosa, ci sarà un seguito a questi 4 capitoli più le espansioni, è davvero una cosa molto bella. Se uscirà ovviamente effettuerò una serie abbastanza lunga e cercherò di intrattenere tutti voi. Allora vediamo un po' che cosa fare. Diamo un'occhiatina al nostro equipaggiamento. Senza rendercene conto siamo riusciti a far fuori un'intera marmaglia di stronzi. Benissimo. Allora diamo un'occhiata. Mi sembra che sta nevicando, c'è qualche fiocco di neve, la temperatura probabilmente sarà sui 5-6 gradi. Il nostro spolverino ci tiene abbastanza caldi, però all'interno non ci sono molti antidolorifici per noi, infatti ne abbiamo solo uno. Vediamo un po'. Ecco, come vi dicevo, ecco qua, parliamo del diavolo ed eccolo qui, lo ritroviamo immediatamente qua dentro. Allora, in pratica non vorrei utilizzare questi ultimi antidolorifici, ma quella cosa che mi domando e che mi sono domandato anche nel video precedente è come mai, anzi cosa ci fanno degli antidolorifici in un cimitero. No, il nostro Passos! Preso in ostaggio. Chi è questo stronzo con la pistola in giacca e cravatta? Si vede che è inverno ragazzi, guardate con i guantoni quel ragazzone. Non ha idea di chi siamo. Uno scagnozzo ragazzi, non è il capo di tutto il clan. Ai. Gli stronzi con lo spolverino. E adesso, oh mio Dio, no! Lanciamoci. Abbiamo la nostra pistolina. Ma il Passos muore mi sa ragazzi. No! L'ho dimenticato. Ah merda. Uccidiamolo ragazzi, è l'unica scelta. Bella modalità bullet time, mi ricorda molto Sniper Elite. Gli abbiamo fatto un bel foro nell'orecchio, anzi gliel'abbiamo staccato. Madonna mia. Forza Passos, renditi utile, prenditi quella pistola. Vediamo un po', qua avevo visto qualcuno. Mamma mia ragazzi, guardate un po' quello che ritroviamo. Dobbiamo avere una ottima mira. Il nostro Max ancora non è pelatone. Anzi ancora non era scusate, ancora non era pelatone. E ancora con tutto il ciuffo da poliziotto, il bravo ragazzo con l'orologio costoso e ovviamente la buona famiglia alle spalle. Oh mio Dio, chi è che ci sta ammazzando? Maledizione, questo merdoso mimetizzato nell'erba. Troviamo un riparo. Il nostro Passos se la caverà. Oh! Se la caverà da solo. Bene.
Proviamo riparo dietro questo piccolo muretto in pietra lavica. Vediamo se possiamo ammazzare questo ultimo stronzo. Bene, bene, bene. Vediamo un po', 4 colpi racimolati nelle nostre tasche. Ecco, laggiù c'è qualcun altro. Vediamo se possiamo uscire. Chissà se la nostra pistola riuscirà a raggiungerli. Una delle mie pistole preferite è la Star, ragazzi. Prodotta in Spagna, che spara cartucce a 200 metri al secondo. Mamma mia. Probabilmente questa non lo è, perché a questa distanza non è che è molto efficace, Oh mio Dio, ricarica Max, ben in testa. Perfetto, perfetto, man. Guardate, si è fatto anche 5 scalini. La pellaccia gli abbiamo salvato. Bene, 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 molto bene. Vediamo cosa c'è qui intorno. Chissà se c'è anche qualche antidolorifico sepolto in terra con tutta questa neve. Ma che bella atmosfera, ragazzi. Mi piace davvero molto questo posto. Vediamo cosa c'è qui. C'è scritto qualcosa, probabilmente sarà latino, ma non ho voglia di mettermi a tradurre. Quindi andiamo avanti. Diamo un'occhiatina. Il fucile lo teniamo però. Oh, apriamo questo bel cancello. Ah no, chi è come si chiamano? Il custode? Some poor bastard quite Ah, è il literally custode, on the giusto, giusto, graveyard del turno shift. di notte. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. No, poverino, non c'entrava niente. Madonna mia, che bruto che è quel maledetto All I can lassù. hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Certo che non l'aveva sentito, Max. Mamma mia. Abbiamo anche salvato, qui la situazione si fa brutta. E praticamente, ragazzi, quelli siamo noi nel futuro a Sniper V2. Guardate un po' che figo. Ha probabilmente un Barrett, perché gli ha fatto saltare la testa, con un bel mirino laser color verde fauna. Se mi dai copertura cercherò di raggiungere lì davanti ok, muoviamoci, andiamo, ragazzi. Non ho neanche letto quello che ha detto Pasos. Comunque raggiungiamolo. Altri che cercano la nostra posizione. Forza, 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 forza. Colpito al fegato lo stronzone, gliel'abbiamo fatto saltare. No! Siamo a secco, ragazzi. Dannazione. Ma perché non mi ricordo mai di ricaricare la pistola? Ma povero Max. Vabbè, ci riproviamo, ragazzi. Dai, è la prima volta che facciamo un'azione del genere. Andiamo, ragazzi, a tutta manetta, nascondiamoci dietro il muretto, vediamo se possiamo farcela. C'è un cecchino lassù, probabilmente con il suo Barrett calibro 50 e il mirino laser, mi ricorda un po' noi a Sniper V2 nel futuro. Nascondiamoci dietro questo muretto coperto di foglie. Bene, bene, vediamo un po'. Oh, 3 ometti con lo spolverino che cercano di darci un po' di fastidio. E vediamo di metterli a tacere, ragazzi. Stiamo attenti, ho paura di qualche imboscata da dietro. Vediamo se possiamo uccidere lo stronzo qui. Ehi, col mirino. Ehi, mio Dio. Primo ucciso. Gia. Madonna mia, ragazzi. Ricarica Max. Ce n'è qualcun altro? Dov'è? Eccolo lì. No, ragazzi, abbiamo perso l'unica bustina di antidolorifici che avevamo per l'ultimo stronzetto. Ma io non capisco, Pasos che cosa combina in questo caso? Cioè, dico io, Pasos mi copre, alla fine uno mi stava attaccando di dietro, che cosa combina? Spara, Pasos, mannaggia alla morte. Ne arrivano altri, meno male, ragazzi, prendiamoci l'Uzzo, mi sembra molto più utile in questi casi. Eccoli là. Vediamo un po'. Bello, il primo l'abbiamo ucciso, che ci hanno lanciato qualche cosa. Quanto pare no. Ricarichiamo. Abbiamo solo quanto? 18 colpi. Maledizione. Bella, l'abbiamo colpito. Abbiamo ancora 4 colpi. Spariamoglieli in testa. Niente, niente, non sono bastati. Prendiamoci la nostra pistolina. Abbiamo qualche 60 caricatori, ragazzi. Vediamo se possiamo prenderlo in testa. Che mira. Ma che mira questo Max. Anche se è sempre ubriaco alle 2 di notte, è sempre efficace. Ancora? Max, so che si è arrabbiato perché Pasos è un incompetente, però ecco, l'abbiamo beccato direttamente nel fegato, gliel'abbiamo fatto giocare. Oh mio Dio, ragazzi, siamo completamente fritti. Pasos, un po' di copertura. Avanti. Pasos. Ma scusami, a chi dobbiamo sparare? Sono morti tutti. Forse al cecchino lassù. No, non è una buona idea. Probabilmente mettiamoci sotto l'altra, come si chiama? L'altra lapide, in modo tale da ottenere più visuale. Ah, dal fianco sinistra. Dove sono? Ragazzi, ma non ho idea di dove sono i nemici. Vediamo, mettiamoci qui. Probabilmente dobbiamo entrare dentro. Vediamo se il nostro Pasos si cimenta un po' a sparare. Ah, dobbiamo andare sulla sinistra a guadagnarci un po' di linea di tiro. Bene, bene, sulla sinistra, quindi intraprendiamo l'altra strada. Avanti, Pasos, un po' di copertura, dai. Bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Oddio, ragazzi.
Di qua può andare bene, però ci serve ancora copertura, Pasos. Oh, guardate come ci passa il filo. Il laser. Dov'è? Merda, merda, merda. Non riusciamo a prenderla ancora. Sulla sinistra, ancora come posso arrivare sulla sinistra? Dove posso mettermi per sparargli? Vediamo. Quale affare? Segnalamelo. Ah, bene, riusciamo a vedere la sua testolina di merda. Ok, vediamo se possiamo sparargli. Bella, finalmente il colpo che è partito dalla nostra fantastica Colt l'ha messo fuori uso. Ottimo ragazzi, dopo un po' di noia ce l'abbiamo fatta. Praticamente questo sarà un mausoleo, un luogo dove vengono riposti tutti i cadaveri, qualche specie di cella mortuaria di famiglia, ed ecco che ci aspettano e mi sa che ci lasceremo le penne anche noi. Pessima idea ragazzi. Come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! Non sapevo che freeze significasse fermi. Mezzo sangue, ehi, vedi che non siamo su Harry Potter. Mi sa che si sarà visto il film, quindi è troppo ancora impressionato. Però ragazzi, così intelligenti questi due, Pasos e Max, e così stupidi da entrare in un luogo del genere, cioè non se lo immagino che dentro ci sarà l'ira del mondo, non so, guarda, entrano come se non ci fosse nessuno. Vediamo dove ci portano, dai, facciamoci questa bella stradina. Ah, da notare soprattutto la cravatta leopardata di Max, eh? Chi è questo qua, ragazzi? Sembra quello di Men in Black, col codino. Veramente, dove stiamo andando, ragazzi? C'è tutta questa strada. Ah, ci sarà il capo, il boss. Come si chiamava? Marco? De Marco? Eccolo qui, vediamo che vuole De Marco. Ah, è il ragazzone al quale abbiamo ucciso il figlio. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in Questo è gunfire. anche vero, A battle he quindi... started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Ai! Merda, me lo sentivo che faceva qualcosa con quel badile. Fuck you! You killed my son! Ladino del cazzo. You fucking spick! Ah! Cioè ragazzi, ma qua siamo un attimo nel passato. Cioè siamo un attimo nel passato. Questo signore gli ha dato 2 colpi di pala di 50 kg addosso a Pasos, alla sua capoccia. Ma come fa a essere ancora vivo? Cioè 2 colpi di badile in testa non glielo aprono in 2 il cervello? Dig! No! È vivo Pasos. Come fa a essere vivo? I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for Mi ha any spaccato la sin. testa. Still, perhaps Siamo not so feriti a un bad that I polmone e was anche al prepared to ginocchio. dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Abbiamo salvato ragazzi, ci sarà un po' di azione. Picchiamo questo merda con la pala, vediamo. Della sabbia in faccia. Bella, bella, grande. Pasos con la testa spaccata ragazzi, in fin di vita si alza e c'è, cade giù e non ce la fa. Se fossi io intera, cazzo mio, avrei le stesse conseguenze. Stai dietro quindi. Bene, bene, nuovamente nei panni di Max ragazzi, con lo spolverino da gentiluomo. Vediamo di inseguire questi pezzettini di merda che hanno quasi ucciso il nostro Pasos. Asciugati il sudore, non so come fai a essere sudato con questa neve Max, però vabbè, lo sai solo tu. Ovviamente inizieremo lo scontro ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Il game sta diventando sempre più intrigante, speriamo che non finisca presto perché ho letto che la storia complessiva dura circa 10 ore, noi siamo più o meno a, non saprei, 6 ore. Speriamo che continui così perché la trama sta diventando sempre più appassionante. E ovviamente quando terminerà Max Payne 3, ovvero la storia principale, non finirà il bello qui, continueremo sul multiplayer che ancora non ho neanche visionato. Quindi lo faremo insieme. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti ragazzi!